Buongiorno a tutti amici, buon sabato, eccoci qua, ritrovati insieme. Oggi come vedete sono senza il mio Bruno, anzi il nostro Bruno, perché non è riuscito, in questa settimana non è potuto essere qua con noi, comunque porta i suoi saluti e noi lo salutiamo. Ciao Bruno! E niente, e poi lo ritroviamo. Volevo anche fare gli auguri di buon compleanno al nostro presidente di regione, Luca Zaia. Auguri governatore che oggi compie gli anni. E niente. E adesso, come vedete, non abbiamo neanche l'ospite in studio, in quanto essendo in zona rossa non abbiamo nessuno qua. Però abbiamo un ospite, un grandissimo ospite in collegamento con noi, che tra un po' lo presenteremo. Cosa volevo dire? Niente, questo è un periodo un po' particolare perché siamo qui in balia delle zona bianca, zona rossa, zona gialla, zona arancione e quindi facciamo fatica anche a organizzarci, anche a organizzare la vita. Le mamme, io essendo mamma, quindi capisco anche le mamme che hanno i ragazzi in DAD e quindi io le do tutta la mia solidarietà come mamma, io vedo le mie figlie che sono a casa e anche loro non vedono l'ora di poter uscire, non vedono l'ora di poter stare con i loro compagni, però insomma devo anche essere sincera che i nostri ragazzi sono bravi, almeno per quello che vedo, e questa situazione diciamo sta mettendo un po' tutti a dura prova. Spero che riusciamo tutti a trovare il lato migliore per continuare, per adattarsi a questa situazione, per non farci prendere dal lato più oscuro e quindi dal lato più insoddisfatto, quindi dalle ingiustizie, dal fatto che ci sentiamo poco compresi, che ci sentiamo poco capiti, quasi abbandonati, ma non dobbiamo perdere la speranza, dobbiamo guardare in noi stessi e trovare la forza in noi e anche tra di noi, perché la cosa brutta di questo periodo è che vedo tanta gente che si scaglia l'uno contro l'altro. Questo periodo sta proprio mettendo le persone uno contro l'altro, sta tirando fuori proprio il peggio della gente. E qua è sbagliato, dobbiamo riuscire a fare in modo di trovare il meglio di noi, riuscire a ritrovarci, trovare la solidarietà tra di noi per far fronte a questa situazione. Pian piano, tornando alla normalità, riusciamo anche a essere migliori tra di noi, migliori con gli altri, perché se no vuol dire aver passato tutto questo periodo e non aver imparato niente. E invece credo che questo periodo dovrebbe proprio insegnarci qualcosa, insegnarci anche l'umiltà, insegnare a noi stessi a guardarci dentro, a specchiarsi, a capire che cosa c'è, che cosa vogliamo di diverso, che cosa vogliamo per noi stessi, seguire i nostri valori, trovare la verità, cercare quel qualcosa dentro di noi per farci star meglio, per farci crescere spiritualmente e anche con le persone, quindi maturare. Quindi io mi auguro che riusciate tutti quanti a trovare quel punto positivo, che oggigiorno dire che siamo positivi non è proprio una bella cosa, meglio essere negativi, però possiamo avere il pensiero positivo, ecco. Quindi mantenere lo spirito bello, positivo, solare, anche trasmetterlo alle persone. E infatti con questa trasmissione noi vogliamo proprio dar voce a quelli che si sentono un po' più immarginati, quindi poco ascoltati, o anche personaggi e persone che possono dare il loro contributo per darci un po' di conforto, quindi capire anche le loro realtà. E anche dar voce a chi in questo momento si sente che ha bisogno di farsi sentire, o solamente per dar spazio all'arte, alla bellezza del nostro paesaggio, alla bellezza dello spettacolo, del cinema, del teatro, di tutte quelle cose belle che è bello anche parlarne perché se ne parla troppo poco. E chi può continui sempre a portare avanti i propri sogni, a portare avanti l'arte, a portare avanti la cultura e a portare avanti i propri ideali, mai fermarsi, perché solo noi possiamo cambiare la nostra vita e il nostro contributo può cambiare anche una situazione, anche una nazione. Noi siamo una piccola goccia in un mare, ma il mare è fatto di gocce e quindi ognuno può essere importante a modo suo, insomma. Ecco. Adesso volevo anche presentarvi un po' questo periodo qui difficile. Oggi avremmo dovuto inaugurare una mostra d'arte
di cui io faccio parte, l'associazione si chiama Intart. Saluto Giovanna, che è la presidente, poi Matteo, poi Monica, poi Elena Silvia, tutte coloro che fanno parte dello staff. Dovevamo inaugurare la mostra, purtroppo dovremo posticipare quando poi saremo in zona gialla, e una mostra qua a Conegliano, però insomma pian piano vi terrò aggiornati appena tutto sarà possibile. Questa mostra era come tema Dante e la Divina Commedia. Io sono impegnata su 2 mostre su Dante, quindi una qui a Conegliano e una con Giorgio Grasso, che saluto, che è stato con noi in collegamento qualche settimana fa. E niente, quindi lo stesso, anche se non è possibile fare le mostre, però è possibile continuare a portare avanti l'arte, quindi chi come me che dipinge o comunque chi canta, chi suona, chi scrive poesie, eccetera, non mollate, indipendentemente dal periodo, continuate, andate avanti con la vostra passione, andate avanti con quello che potete fare, perché comunque uno è un modo per star meglio, per noi stessi, e comunque l'arte è un modo anche per trasmettere una nostra emozione e anche per trasmettere un messaggio. E quindi ben venga a tutto ciò che serve anche per dar valore anche al paesaggio, insomma, e l'Italia, che non solo l'Italia, il Veneto, non soltanto il Veneto, ma il nostro contributo può anche essere esteso oltre. Quindi non mollate mai le vostre passioni, questa è una cosa fondamentale che vi dico, e nemmeno in questo periodo, anzi in questo periodo ancora di più, attaccatevi a quello che potete fare e quello che vi aiuta per stare bene. E quindi vi dico sempre avanti, sempre con il sorriso e non mollate mai. E tra poco vi collegherò con il nostro ospite, ma intanto non mollate, state qui, fermi, buoni, aspettate che salutiamo i nostri amici, i nostri sponsor, i nostri sostenitori, e quindi fermi lì, e io intanto che ritorniamo con il nostro ospite mi mangio anche un bibanese. Vi piacciono i bibanesi a voi? A me sì. Allora, ragazzi, adesso l'ospite che vi presenterò è una persona che già sicuramente lo conoscete, magari non tanto per lui quanto per la sua voce, che ci fa compagnia in molte occasioni. È uno degli attori e doppiatori più amati, anche per la sua capacità di espressione, quindi per il suo carisma. È la voce del Dottor House, quindi di Hugh Laurie, l'attore lo ha scelto proprio lui in sostituzione del precedente. È anche la voce di Eric Forrester in Beautiful, oltre a essere la voce, anche è stato la voce di Michael Keaton in Batman e in altri vari attori che
di vari film importanti e famosi che non sto qua a elencarli perché ne ha fatti talmente tanti. Basta solo che lo conoscete, lo sentite parlare, già lo riconoscete subito. Forse come attore lo riconoscete per aver interpretato il ruolo di Edoardo Della Rocca in 100 vetrine, la soap su Canale 5. Allora adesso vi lascio e ve lo presento. Qui con noi abbiamo Luca Biagini. Buongiorno Ciao a Luca! tutti, ciao. Ti ho fatto una Ciao breve cari, come presentazione. state? Ti ho fatto una breve Molto presentazione. bene. Sì. Sì. Senti, sì, hai fatto un'ottima presentazione. All'unico attore che forse non hai citato, ma non importa perché non mi ricordo neppure io tutti quelli che ho doppiato, però insomma uno importante che mi piace ricordare perché ci sono molto legato è John Malkovich. Benissimo. Ecco, Infatti volevo parlare John con te dei Malkovich è un attore vari... che... Volevo parlare Sì, con te sì, dei sì, tuoi vari sì. doppiatori. Sì, visto che tu Esatto, sai, esatto. sai meglio, nel senso, perché ne hai doppiati tanti e la tua voce la riconosciamo anch'io stessa quando guardo dei film, la riconosco, ma risento questo è Luca Biagini. Sì, dopo andando alla Ah, beh, ricerca capisci quante persone e che film tu hai dato voce, insomma, ti fa onore e hai dato voce a grandi personaggi, bravissimo, cioè è una soddisfazione sì, anche sì, ho avuto la oltretutto. fortuna, è vero, ho avuto la fortuna di doppiare grandi attori e in grandi film, quindi insomma sì, effettivamente devo dire il doppiaggio per me è stata una parte della mia attività molto importante che mi ha gratificato a vari livelli, insomma, perché comunque sia questo mestiere è un mestiere complicato per tanti motivi, non ultimo quello del fatto che se tu non hai la capacità, l'utilità di fare molte cose, di essere in grado di poter fare doppiaggio, teatro, televisione, cinema, Certo, quant'altro, rischi poi a un certo punto di fermarti, cioè comunque di non riuscire a vivere con questo lavoro, perché questo è veramente un dramma di questo mestiere, perché ci sono molti colleghi, grandi, bravi attori, che però non fanno magari il doppiaggio, fanno teatro, solo teatro oppure solo televisione e succede che se, come succede spesso, magari tu non hai una scrittura teatrale, perché adesso il teatro è chiuso da un anno e più, in più i contratti che si fanno negli ultimi anni sono contratti brevissimi, cioè di 1, 2, 3 mesi massimo, e tu fai uno spettacolo l'anno, non ci puoi campare, non ci puoi infatti. vivere, ma così anche con la televisione. Io ho girato una fiction adesso molto importante, era un bellissimo ruolo, è un bellissimo ruolo, ma ho lavorato 3 mesi, sì, non avessi il doppiaggio sarebbe un bel problema, perché comunque sia, pur avendo fatto un bel ruolo, in una bella fiction, una bella serie e quant'altro, con 3 mesi di lavoro non ci campi. Questo è un problema drammatico del nostro settore, che non è tutto Certo, lustrini e quant'altro, no? Non è infatti. una festa continua Sì, come molte persone possono immaginare, no? Lo spettacolo, l'attore, insomma, quindi tutto l'aspetto folcloristico di questo mestiere che è come dire, riducibile a un numero molto, molto, molto ristretto di colleghi, ma molto ristretto. tu Luca fai anche La teatro, grande vero? maggioranza di... Sì, sì, Sì. sì, io adesso sto provando uno spettacolo che è prodotto da me e da mia moglie, e è un bellissimo testo inglese. Abbiamo preso i diritti di questo testo che è stato rappresentato di un autore contemporaneo, ancora vivo, abbastanza giovane, inglese, che ha fatto questo spettacolo nel 2018 al National Theatre, che è uno dei più prestigiosi teatri di prosa londinesi. E questo è uno spettacolo che stiamo allestendo, in questo momento siamo proprio nel mezzo, nel cuore delle prove, quindi lavoriamo tutti i giorni, sabato, domenica, nel Immagino. pomeriggio fino alle 9:30 di sera. L'avevo già Ma anticipato questa cosa perché siamo nella parte finale, che è la parte più complicata, perché è una macchina molto complessa, è uno spettacolo che è un thriller, un horror e diciamo anche esistenziale, nel senso che
i personaggi sono 3 personaggi, 2 donne protagoniste più un terzo personaggio che è un detective, che si divide in due ruoli. Sempre io lo faccio, così previsto dal testo, faccio un detective ufficiale e poi un detective un po' paradossale, un po' grottesco. Insomma, vabbè, non sto a raccontarti la storia, Certo. spero anzi che Beh, la possiate avere la guarderemo, ti seguiremo, possibilità Luca, io ti seguo, quindi ti di seguiranno anche poterlo i nostri vedere. amici. E volevo anche dirti in questo Esatto, periodo che la trasmissione che conduco io e Bruno Zanete, che questa settimana purtroppo non è potuto esserci, sì, verte proprio nel fatto anche di dare un po' di visibilità e dare voce a settori, quelli un po' più colpiti dalla pandemia, quindi il teatro, lo spettacolo, il cinema, l'arte, la cultura, tutti quei settori che magari stanno soffrendo un po' di più. E quindi tu in questo sì. periodo col Covid, come riesci comunque a fare il tuo lavoro e tutto quanto, a parte le varie difficoltà, però è anche importante sapere che si riesce anche a lavorare, si riesce anche a mandare avanti quest'arte, perché comunque il doppiaggio, il teatro, anche essere attori è comunque un'arte, essere artisti è sempre arte questa qui. Ah sì, sì, sì. Beh, insomma, diciamo che il nostro lavoro è un lavoro di artigianato, spesso di alto artigianato e qualche volta anche arriva ad essere arte. Insomma, noi aspiriamo a diventare arte, ad essere anche arte, però insomma, diciamo che partire da un buon artigianato è già tanta roba, è già molto e quindi noi ci reputiamo dei buoni artigiani che in questo paese hanno fatto la ricchezza di questo paese anche in tante altre arti, in tanti altri settori. Quindi quando poi raggiungiamo qualcosa di artistico, beh, allora è un piccolo miracolo. Comunque, tornando al tuo discorso, sì, effettivamente in questo momento il settore è molto, molto affaticato, molto in crisi e molti colleghi, molte persone sono costrette a ricorrere ad altri lavori. Non lo so come possono, io ho voci di amici, di persone, di colleghi che veramente hanno delle enormi difficoltà e quindi sono costretti magari a prendersi dei lavoretti così, part time, quello che può capitare per campare. Io ho la fortuna che il doppiaggio non si è fermato, cioè si è fermato nel primo lockdown, quello duro, insomma, di marzo e aprile per un paio di mesi, però poi già a maggio abbiamo ripreso a lavorare e non ci siamo più fermati. Certo, lavorando meno, perché comunque sia anche negli altri paesi, nei paesi anglosassoni, Inghilterra, America, anche Francia, cioè Germania, tutti i paesi colpiti da questo benedetto Covid e non hanno prodotto granché e quindi il materiale da doppiare effettivamente è risultato minore. Però insomma abbiamo sempre continuato, alcune serie sono andate avanti e poi comunque si vede che anche loro, come noi in Italia, si sono organizzati e hanno cominciato a riprodurre, a girare magari tamponando gli attori, tamponando tutta la troupe in continuazione. Io ti ripeto, ho girato questa fiction di cui ti voglio un attimo parlare velocemente, che si chiama Sopravvissuti. È una fiction, La guarderemo sicuro. una coproduzione italo-franco-tedesca che verrà mandata in onda da Rai 1 in prima serata, adesso non so dirti quando, io immagino intorno a gennaio, forse del 2022 perché è una serie molto ambiziosa che cercherà di essere concorrenziale con le grandi serie americane, inglesi, Netflix e quant'altro, perché altrimenti siamo schiacciati da un mercato incredibile, molto creativo, molto anche aggressivo, no? E quindi noi in Italia ci dobbiamo comunque organizzare per difenderci, visto che abbiamo una grande tradizione Certo. cinematografica, no? Quindi, e questa serie, devo dire, è scritta molto bene, è una storia molto interessante e penso che avrà un bel riscontro. Ci sono un cast di attori notevoli, di grande livello, curata moltissimo, la regia è di Carmine Elia, un regista emergente, cioè emergente che ha già fatto tante cose importanti
in Rai soprattutto, con grande successo. Quindi insomma ci sono tutti i connotati perché sia un gran bel lavoro. Diciamo il protagonista maschile è Lino Guanciale. Per tutte le cose che hai fatto, per me è stato un onore, è un onore parlare con te perché sei un personaggio notevole. Ti ho sempre voluto conoscere perché ti seguivo in televisione e ti seguivo a voce anche, quindi per me è un onore averti qua oggi in collegamento veramente. E grazie ancora veramente per esserci stato, per le cose che fai, ti seguiremo e niente, e grazie, è stata una bella conoscenza. Grazie Luca, grazie a te Valentina, una buona giornata, buon lavoro. Sei molto carina, ti ringrazio e vi auguro il meglio per tutto, in tutto, e che questa situazione insomma speriamo che vada un po' a migliorare, no? Perché non ce la facciamo più. Vi ringrazio tantissimo di questo collegamento e vi auguro, ripeto, tutto il meglio e a voi e a tutti i vostri ascoltatori. Un grande abbraccio e un bacio. Ciao. A te Luca, grazie ancora. Saluta anche Barbara. Grazie Valentina. Ciao. Ciao, grazie. Eccoci qua, ben ritrovati. Allora, abbiamo salutato Luca Biagini, il nostro ospite, che è stata una persona splendida e sono contenta di averlo incontrato e conosciuto. E niente, adesso vi saluto qui, vi saluto anche da parte di Bruno che non è qui e grazie ancora per essere stati con noi. Continuate a seguirci sempre su Veneto Globe, mi raccomando. E niente, e buona giornata a tutti quanti. Alla prossima!